Buongiorno dal porto di Adria, il centro commerciale, è una giornata straordinaria perché c'è l'Open Day del Cipriani, l'alberghiero. Siamo nello stand di Delta Radio, il bravo Paolo De Grandis sta intervistando un po' di studenti e vediamo un pochino nel backstage cosa succederà e vediamo naturalmente questa oasi qua all'interno del centro commerciale, cosa ci prospettano, cosa ci preparano oggi. Ecco, sempre qua nel backstage abbiamo gli studenti dell'accoglienza, sbaglio? Accoglienza, giusto? Esatto. Buongiorno, ciao ragazze. E poi c'è un prof che sta facendo la realtà virtuale. Prof, mi vede? Mi vede, prof? Non ti vedo, ma mi farò vedere. Buongiorno prof, Buongiorno. Bruno Girotti. Buongiorno. Ci spieghi cos'era questo affare qua? Questo è un visore di realtà virtuale Che fa parte dei vostri corsi di studio? Con il PNRR, insomma con i finanziamenti del PNRR abbiamo totalmente rinnovato la parte tecnologica. Una delle tante cose che sono state acquistate sono appunto questi visori qua che servono per la realtà virtuale. Mi chiederete, ma perché la realtà virtuale? Noi ragazzi diciamo no, noi non facciamo giochi, perché appena vedono questi ragazzi si appassionano subito e pensano di giocare. No, noi abbiamo il settore in particolare di accoglienza turistica che deve imparare a fare comunicazione, comunicare gli eventi, organizzare gli eventi. È una modalità per cui chiaramente innovativa per comunicare, per far vedere un evento, un museo, un'attività enogastronomica, ma anche un'attività culturale e turistica. Noi con delle telecamere 360 gradi informeremo gli studenti a creare dei percorsi turistici. Questi video elaborati poi con i software di grafica e comunicazione verranno poi travasati in una nostra piattaforma didattica su internet. E con i visori in qualsiasi parte del mondo, indossando questo visore potranno immergersi i visitatori in questa realtà che noi abbiamo filmato. Grazie prof, come sempre, i Cipriani sempre sul pezzo. Adesso noi seguiamo un pochino il backstage e vi ricordiamo che siete qua nell'Open Day da questa mattina fino alle 19. Quindi Gli studenti meditate. di terza media o delle medie che vogliono conoscere la scuola e capire se questa può essere una prospettiva per la loro formazione e per la loro professione vengono a trovarci e vedranno una scuola con delle lezioni in diretta. Non distribuiamo Deplian, ma facciamo vedere le nostre lezioni dall'enogastronomia al turismo. Poi abbiamo Portoviro e Colombo di Adria con tutti gli indirizzi. Grande prof. Qua siamo nel settore sala, abbiamo tre amici di origine cinese, sbaglio, dico bene? Che scuola è questa? Che cosa cosa vi piace di questa scuola? Ci sono più pratiche invece delle teorie, che noi piacciamo a fare, che noi piacciamo a fare più la pratica. Una domanda che la faccio a uno di voi. Ma quando sarete bravissimi in questo, ritornerete in Cina? Ci state pensando? No, ci stiamo pensando. Grazie ragazzi. Prego. Vedete qua nel backstage il direttore del centro, foglie vive, poi la veniamo a trovare, direttore. Salve. E naturalmente uno dei responsabili che vuole sfuggire dalle nostre telecamere. Qua abbiamo lo stand di Foglie Vive, che è un media partner o un partner perlomeno del Cipriani, e quindi adesso interrompiamo la nostra diretta. Salutiamo naturalmente le ragazze dell'accoglienza Team Social. di Team Social. Team Social, no, niente proprio di meno. Vedete che c'è anche il microfonino regolamentare meglio di me, che io vado a braccio. Brave ragazze. E per finire chiudiamo su lo stand di Delta Radio con il grande Andrea. Però se si parla di Delta Radio bisogna salutare il grande Paolo De Grandis con il prof Freguglia. Sì, mi sta insegnando delle cose. Il flambé, hai presente il flambé? Sì? Ma non ce la faccio. E come mai? Perché sicuramente brucio qualcosa, lui invece. Lui no. Sto insegnando i trucchi del mestiere. Ma qual è l'errore che si fa? Tante volte le posizioni della padella. Ah, La padella.
però non posso svegliarmi a casa tutti questi trucchi. Poi ne imparo, te lo dico poi. E con queste pillole di saggezza, Dai, che mi devi ciao ragazzi, insegnare. ci vediamo dopo per un'altra diretta, ciao ciao!